Allora, buonasera a tutti, grazie. È un po' il capodanno del calcio sardo, ogni anno ci ritroviamo qui a celebrare campioni, futuri campioni, successi, trionfi e grazie al comitato regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti, al mio fianco senza dubbio la regina dello sport sardo in televisione e non solo, Valentina Caruso. Grazie, troppo buono, grazie. Vabbè, me lo prendo. Non te l'aspettavi? In realtà qui abbiamo tante regine dello sport e del calcio regionale sardo che poi avremo modo di premiare, di benvenuta ringraziare. in Sardegna. Grazie, sì. Sono tornata. Sì. Rai 1, Rai 2, Sky, di tutto e di più, Radiolina. Esattamente. Stai occupando tutti gli spazi possibili e immaginabili. Magari no, in realtà no, un pochino, da un dell'etere. Allora è stato durissimo averla qui, vero Gianni? Assolutamente. Allora salutiamo i dirigenti, le autorità presenti, intanto Gianni Cadoni, vicepresidente nazionale della Lega Dilettanti e presidente del Comitato Sardegna. E allora salutiamo anche il presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra. E poi Antonello Masu in rappresentanza del CRA Sardegna. Ecco Antonello Masu. Salutiamo anche Lorenzo Cagli, coordinatore SGS Sardegna, settore giovanile scolastico. Ilio Bogazzi, presidente dei calciatori. E Daniele Corsi, rappresentante dell'AIC Sardegna, eccolo, benvenuto. Allenatori. Allora, Vale, abbiamo un bel video da vedere adesso un bel video. insieme. La raccomandazione la diamo subito? Subito, allora, voi vedete una X qua. Attenzione. Non è che arrivate e saltiamo per aria. No. No, in realtà voi dovete mettervi qui per fare le foto, perché se andate un attimo indietro poi avrete proiettato questo monitor sul vostro viso. Prendete fuoco, esatto, quindi non fatelo. Sempre sulla X, mi raccomando. Allora, può partire il video celebrativo di questa grande stagione. Prego il regista Montigi. I've seen light, I've seen dark. Tore all the pieces apart. My heart is heavy like a bass drum, and it wears me down. I've been light, I've been dark. Lines in my head, like serpents they twist and bend. Lines don't seem to end. Circles in my head. I'm afraid to lose what I've become. Been so caught up in what we've done. Don't know what's right and what is wrong anymore. Been so ashamed of what we've done. Bullet to the head, hit and run. And now everything's so empty. But the pharaoh's in my mind. We were broken that day, spitting poison and rage. Are you still holding on to what you thought was right? We were broken that day. Lines in my head, like serpents they twist and bend. Lines they never end. Circles in my head. I'm afraid to lose what I've become. Been so caught up in what we've done. Don't know what's right and what is wrong anymore. I'm so ashamed of what we've done. Bullet to the head, hit and run.
agonismo e sacrificio. E vittorie, tante vittorie. Esatto, bellissimo. Ciao Andrea. Allora, a te l'onore di celebrare... Lo chiamiamo qui, sì, il presidente, sì. il padrone di casa, Gianni Cadoni, qui con noi, il presidente del Comitato Regionale Sardegna, perché siamo arrivati a questa giornata per celebrare i campionati, per celebrare le vincenti dei campionati e chi ha vinto anche la Coppa Disciplina. Abbiamo una serata molto bella e intensa con anche le benemerenze e tante sorprese, caro Gianni. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, grazie. Mi piace dire, come ha detto qualcuno prima, mi piace celebrare le 500 società della Sardegna che hanno animato i nostri campionati. Oggi abbiamo l'eccellenza, coloro che hanno vinto, che hanno tagliato il traguardo per primi, sia nella parte sportiva che nella parte sociale, per cui davvero complimenti a tutti per questo importante risultato, per questo traguardo, e appunto oggi celebriamo loro. Ci divertiamo. Speriamo. Grazie, grazie Gianni. Che resta con noi, resta con noi. Anche il presidente del CONI sul nostro palco per qui un con saluto. Noi. Il capo dello sport sardo. Bruno Perra, buonasera. Sulle spalle di Bruno. No, dicevamo questo, Bruno Perra è sempre presente, veramente. Ogni evento sportivo, ogni evento che riguarda anche il Comitato Regionale Sardegna della FIGC, della LND, insomma, è bello avere questa presenza sempre accanto. Prima di tutto, buonasera a tutte e a tutti. Il mio dovere, a parte che devo dire è un piacere, perché la passione mi contraddistingue. Chi mi conosce sa benissimo, insomma, quanto mi piace lo sport, ho dedicato la mia vita allo sport. Come ha detto il presidente Malagò alle ultime elezioni, io ho fatto il NAC e anch'io ho fatto il NAC, quindi insomma la passione per il calcio. Beh, anche se insomma sei un ex cestista vero anche, sì, diciamola tutta. Diciamo ho iniziato a giocare a calcio prima che a pallacanestro ed era una cosa che mi piaceva moltissimo. NAC, gloriosi NAC. Quindi sono abbastanza, sono solo felice di essere qui, vi ringrazio chiaramente il mio grande amico presidente Gianni Cadoni, ringrazio tutto il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, ma soprattutto dobbiamo ringraziare, credo Gianni sia d'accordo, le società, i ragazzi che tutti i giorni vanno in campo, i sacrifici che fanno loro, che fanno i dirigenti, insomma il mondo dello sport è bello, però alcune volte è complicato e lo sappiamo tutti, però è anche una gioia immensa, quindi sicuramente sarà una bellissima serata. Ringrazio anche voi per essere qui, perché lo fate anche voi, si vede, con grande passione, non fate solo il vostro lavoro, ma proprio lo fate con entusiasmo e credo che questo si percepisca. Niente, grazie di cuore. Grazie, per il graditissimo invito. Grazie a Bruno Perra, perché insomma ha fatto un ringraziamento anche a noi che ho apprezzato tanto, è vero, tanta passione. Volevo aggiungere che oltre ad essere sempre presente il presidente Perra, ma lo è anche nelle giuste istituzioni, presso le giuste istituzioni, per cui uno degli artefici dei nostri contributi della legge 1, ultima, che è stata approvata al 28, è certamente un lavoro del grande presidente Perra, per cui lo ringrazio a nome delle società. Allora, siamo pronti? Via! Perché Gianni resta con noi, perché è arrivato il momento della prima premiazione, campionato di eccellenza regionale. Vediamo la grafica insieme, vedremo la vincente del campionato e del premio disciplina. Eccole qua. Allora, vincente del campionato SD Polisportiva Ossese. Dai, sentiamo anche un applauso per loro. Dove siete? E li chiamiamo qua, naturalmente. Eccoli qua. Tenetevi pronti, perché devo venire sul palco. Esattamente. Eccoci qua. Benvenuti, benvenuti e complimenti, ecco Mario, soprattutto per il vostro grande impegno. Allora, come vi abbiamo detto, striscia rossa sulla X. Benissimo. Esattamente, così abbiamo delle foto belle. Allora, siete pronti? Ecco, facciamo una bella foto, un bel sorrisone. Ecco, così a posto. C'è anche un altro premio da consegnare. Eccolo qua, guardate che meraviglia quest'opera realizzata da Alice Roggeri. E allora è un simbolo molto bello che ci racconterà Mario Fadda, storico, che ci può raccontare proprio il significato di questa bellissima opera. Prego, vieni, non avere paura, vieni, stai tra noi, Mario. E allora, intanto facciamo i complimenti a questa artista che è stata bravissima, non è qui con noi per altri motivi, però raccontaci tu, dici tu qualcosa.
Sì, semplicemente lo stemma dei quattro muri che abbiamo voluto ripresentare perché da sempre lo stemma dei quattro muri è lo stemma della squadra campione regionale sarda, lo stemma che è stato utilizzato per rappresentare la squadra campione regionale in Italia e quindi l'idea era di voler rilanciare questa idea. Chissà, può darsi che trovi spazio, ecco. Grazie Mario Fadda, prego accomodati pure. Aspetta Mario, vogliono una foto con te, ma non è lui che ha realizzato l'opera, però vieni pure tu, facciamo un'altra foto insieme con questo bellissimo omaggio, ecco, ricordiamolo, da parte di Alice e Ruggeri. Grazie ancora Mario, grazie ai ragazzi. Abbiamo anche il premio disciplina che dobbiamo consegnare all'Iglesias Calcio, abbiamo visto prima in grafica, dobbiamo dare anche la targa disciplina. Chiamiamo l'Iglesias, dove siete? Arriva, ecco. Sta arrivando di corsa. Sì. Eccolo qua. Benvenuto e complimenti perché è un premio importante. Foto. Direttamente dalle mani di Gianni Cadoni. Eccoci. E grazie anche a Gianni che voleva dire forse due cose. Un'ultima cosa, visto che si parla di eccellenza, fare i complimenti all'Ilva Maddalena, al presidente De Leuchi, che qui è arrivato sino all'ultimo gradino, speriamo che possa servire comunque per del giudice presidente. Complimenti anche alla Ilva Maddalena. Grazie Gianni. Eccoci qua. Allora, intanto faccio complimenti perché questo vagito, questo saluto di un piccolissimo tifoso e una coraggiosissima mamma che l'ha portato qui. Tifoso di? Vorremmo capire. È bellissimo che sia qui con noi e che si debba sorbire tutta questa premiazione. Allora, andiamo al calcio a 5, Serie C1, il premio dedicato a Gianfranco Puddu, allenatore che ricordiamo tutti, della grande famiglia della Federazione Regionale del Calcio. Il premio Gianfranco Puddu va all'Atletico Sestu, vincente del campionato e promosso in Serie B. Premia Luca Fadda, delegato regionale del calcio a 5. E c'è anche il figlio Marcello Puddu che vogliamo chiamare qui sul palco, ecco, il figlio di Gianfranco. Dov'è Marcello? Arriva? È in arrivo. Non lo vedo. Ah, ok, eccolo qua. Ciao Marcello, buonasera. Ecco qua il premio all'Atletico Sestu dedicato a Gianfranco Puddu. Foto qui sulla striscia rossa. Venite, no, più avanti, lì non va. Lì il Sestu, dov'è l'Atletico Sestu? Arrivano i rappresentanti dell'Atletico Sestu. Non possono venire, ritira. Va bene, allora facciamo... Lo ritira, lo ritira un rappresentante, esatto. Grazie, comunque ti devi fare la foto. Prendiamo la coppa. Ciao. Ecco la coppa. Allora, intanto si prepari il Domus Chia di calcio a 5 che ha vinto il premio disciplina. Dove siete? Eccoli qua. Grazie, complimenti. Sempre Luca Fadda che consegna il premio al Chia di calcio a 5, campionato di Serie C1, premio disciplina non meno importante secondo noi. Un po' più avanti, facciamo una bella foto, mi raccomando, un bel sorrisone così. In smoking. Perfetto, grazie. Allora, da questo momento li chiamiamo insieme, chiamiamo vincente del campionato e Coppa Disciplina, quindi venite, insomma i rappresentanti di entrambe le squadre, a meno che non siano la stessa, ecco, vengano qui insieme sul palco. Andiamo avanti, campionato di eccellenza femminile. Vediamo, eccolo, allora Real Sun Service SD la vincente del campionato e Al Caprera la Coppa Disciplina, un grande applauso anche per loro, eccoli qua. Allora intanto premiamo Federica Arca per la premiazione. Prego, Federica. Eccoci. Questo è il premio alla vincente. Ecco qua, direttamente dalla delegata del calcio femminile arriva la coppa per Real Sun Service, eccellenza femminile, e poi Al Caprera invece, grazie ragazzi, avete fatto la foto, Al Caprera, prego accomodatevi pure,
al Caprera invece la Coppa Disciplina, la targa, ecco qua. E anche questo, lo dicevamo, caro Enrico, è un impegno importante. Andiamo avanti, campionato Under 17 regionale femminile. Federica, rimani. Eccolo qua, Atletico Uri, vincente del campionato e della Coppa Disciplina. Doppietta. Eccoci. La nostra Federica resta qui sul palco. Complimenti all'Uri, bravissimi. Eccoci. Prego. Complimenti a tutti voi. Beh, un bel traguardo, campionato Under 17 femminile. Le vedi le signore del calcio sardo, caro Enrico? Eccole qua. Complimenti a voi ragazze, una bella foto, state proprio sulla X, sopra la X, così, bravi, ecco, non vi mangia. Grazie ragazze. Andiamo avanti, avete anche la targa della Coppa Disciplina, perfetto. Andiamo avanti col campionato Under 15 regionale femminile, eccole qua. Allora, il Castello Cagliari, la vincente del campionato è ASD Marzio Lepris Torres e ASD Women Torres Calcio, ex equo per la disciplina. Allora le chiamiamo, qui chiamiamo le ragazze, chiamiamo la rappresentanza della Marzio Lepri Torres e Torres femminile, Women Torres, eccole qua, vi ho seguito per tutta la stagione, dovete sapere, ce n'è una brave e complimenti. Ce n'è una che ha il cellulare, forse sta girando un video segreto, no? Prego. Allora, prego. Eccola con la nostra delegata Federica Arca, complimenti ragazze, complimenti. È sempre un orgoglio per noi donne. Women Torres per la disciplina. Allora, un bel sorrisone. Ah, c'è un ex equo qua. Sì, c'è l'ex equo. Perché Marzio Lepri Torres e Women Torres Calcio hanno vinto il premio disciplina, una targa, ecco, per ricordare questa vittoria. Ecco qua. Grazie. Siamo pronti coi flash e via. Grazie ragazze. Grazie. Allora, sempre il calcio a 5 Serie C femminile ha vinto il quarto di calcio a 5, ha vinto il campionato ed è promosso in Serie B. Dove siete? Chiamiamo anche Luca Fadda, delegato sempre regionale, Fadda, per premiare. Qua. La Polisportiva quarto, calcio a 5, campioni, sono in Serie B. Eccole. Premio disciplina. Ah, che bello! Fatevi sentire, dove siete? Chi è Premio che faceva disciplina ai Mostri della Palude e il Mara Calagonis ex equo. Premio disciplina, ci siete? Sì? Non ci sono? Allora chiamiamo però sul palco anche la rappresentativa di calcio a 5 femminile, terza classificata al torneo delle regioni. Beh, complimenti ragazze, perché arrivare a un traguardo del genere su 20 regioni è veramente qualcosa di molto importante che avete fatto per il movimento calcistico sardo terzo femminile. Posto in Italia. Grandi ragazze, bravissime, brave, ecco, bravissime. Così ci vuole. Ciao. Eccoci qua. Tutti davanti. Allora dobbiamo anche dargli ancora. Le medaglie. Prima le medaglie. Dai, le medaglie. Se no che foto fanno senza medaglie? Cioè, veramente. Prima le medaglie. Esatto. Medagliamole le ragazze, se lo meritano. Brave ragazze, terze classificate. È stata una bella battaglia. Mister, dove sei? Mister? Dov'è? Raccontaci che torneo è stato, in poche parole, quante emozioni. Allora, sicuramente è stato un torneo molto emozionante e molto intenso, come tutti i tornei delle regioni ci hanno abituato. Però farlo con delle ragazze che hanno dimostrato di essere prima dei grandi atleti, grandi donne, è stato un orgoglio, perché uno degli obiettivi che ci ha imposto il presidente Cadoni era di rappresentare la Sardegna a 360 gradi. Io penso che avete onorato l'impegno. La nostra vittoria più grande sia stato portare la Sardegna e il nostro orgoglio al torneo delle regioni.
grazie alle ragazze che ce l'hanno permesso. Grazie, e questa vetrina è per voi. Andate avanti, fate un passo, adesso sì che potete fare la foto. Eccoci qua. Stringetevi se siete, o magari qualcuna faccia un salto in avanti, così ci siamo tutte. Ok, benissimo. Grazie. Complimenti ancora alle ragazze che hanno partecipato al torneo delle regioni di calcio a 5. Valentina. Andiamo avanti con le premiazioni. Campionato di promozione regionale. Chiamo Francesco Mereu, vicepresidente del CR Sardegna, per le premiazioni. Vediamo adesso la grafica. Eccole qui. Terralba, Francesco Bellu, la vincente del campionato, e l'Atletico Cagliari, vincente della disciplina del girone A. Eccoli. Poi qui, ecco, vediamo che in grafica compare già anche quella del girone B. Preparatevi, tra pochissimo chiamiamo anche voi. Allora, arriva subito la coppa. Complimenti. Allora, ci siamo? No, un passo avanti. Vedete la X? La dovete calpestare, così. Arrivate già preparati sulla X rossa. Benissimo. Foto fatte, ci siamo, grazie. Andiamo avanti e chiamiamo Antonio Begliuti, consigliere del comitato regionale, per premiare il girone B. Abbiamo ancora a premiare? Ah, non avete... Io stavo correndo, ecco. Coppa disciplina. Facciamo, ecco, la targa disciplina, ci siamo, sì, eccoci, passo in avanti. Perfetto. Atletico Cagliari. Io stavo andando... ero già al girone B. Grazie anche a Francesco Mereu. Vai. Chiamiamo il consigliere del comitato regionale Antonio Begliuti per premiare le squadre del girone B. Eccoci Antonio, buonasera, ben trovato anche a te. E allora, le abbiamo viste prima in grafica. ASD Alghero, la vincente del campionato, e Lipunti Calcio, la vincente della disciplina. Eccoli qua. Ragazzi. Benvenuti. Lipunti, dove siete? Eccoci. Non c'è, Lipunti non c'è. La X, ci siamo? Benissimo, grazie. Allora andiamo avanti. Allora, e qui abbiamo un'altra del girone B. Perché, caro Enrico, è la squadra che ha vinto i playoff. Quindi abbiamo ben 2 squadre. Chiamiamo la Polisportiva Bonorva 1960. Eccola qua in grafica, e viene Andrea Contini, consigliere del comitato regionale, per premiare. Eccoci, benvenuto anche ad Andrea. Ciao Andrea, quanto tempo? Prego. Buonasera, complimenti per questo traguardo. Eccola qui, Polisportiva Bonorva. Un bel applauso anche per loro. E grazie. Ciao Andre, grazie. Allora. Andiamo in un momento della premiazione molto sentito, quello della valorizzazione dei giovani. E chiamiamo Gianni sul Cadoni. Palco Gianni Cadoni. Eccoci qua. Abbiamo una grafica, campionato di eccellenza, al primo posto per la valorizzazione del settore giovanile alla Polisportiva Budusò. Allora, in questo caso noi vedremo delle slide che ci permettono di capire quant'è l'importo, no, ricevuto dalle squadre, e qui vediamo però solo 3 squadre. In realtà il premio doveva essere per 6, ma questo ce lo spiega Gianni. Cosa è successo? Sì, è successo che questi soldi, questi denari non sono dati dalla Regione Sardegna, ma sono dati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in virtù di un progetto che intende chiaramente favorire l'inserimento dei giovani calciatori nei nostri campionati. Bisogna raggiungere un certo punteggio, ossia bisogna inserire giovani oltre quelli imposti chiaramente dal nostro comitato regionale della Lega Dilettanti. Soltanto 3 formazioni hanno raggiunto questo obiettivo, che sono i 20 punti, per cui le 3 società si dividono l'importo delle 6 società ed escono fuori degli importi importanti. Ma a prescindere dagli importi importanti, chiaramente fanno gol i soldini. L'augurio e l'auspicio che mi faccio è quello veramente di pensare ai giovani, lavoriamo sui giovani, diamo fiducia. Poi ci lamentiamo se la nazionale non ha un ragazzo nell'organico.
noi facciamo giocare i giovani, crediamoci, davvero, un messaggio che deve arrivare a tutti in maniera forte. Complimenti al Buduso, hanno tolto la slide, non me le ricordo a memoria, che porta a casa 6.454 euro. Poi Uri e Tortolì. Luri, complimenti, Luri lavora molto con i giovani e anche con le giovani ragazze, per cui complimenti veramente, 4.854, e il calcio Tortolì 4.254. Queste sono le tre fortunate, tra virgolette, dell'eccellenza. Andiamo alla promozione. Lo stesso, esatto, succede questa anomalia che abbiamo capito che non è un'anomalia, è perché le squadre non hanno raggiunto quei 20 punti necessari di valorizzazione giovani, e quindi qualcosa di simile capita anche nel campionato di promozione. Vediamo. Il Pirri vince il primo premio in promozione, come il Coginas. Poi c'è Tarros, Oristano, Selargius. sì, poi l'Arborea e poi ancora Selargius, Atletico Cagliari e Samugheo. Questo per quanto riguarda il girone A. Poi c'è il girone B che adesso arriva, aspettiamo la grafica direttamente qui sul palco e la leggiamo insieme, esatto. Leggiamo insieme, eccole qua. Allora, Stintino. Il primo premio, 5.000 euro, e qui abbiamo 5 squadre anziché 6, sempre per lo stesso motivo. Vuoi aggiungere qualcosa, Gianni? Sì, il motivo è sempre lo stesso, solo 5 squadre hanno raggiunto i 20 punti, i soldi sono stati divisi chiaramente tra 5 squadre, per cui Coginas, Stintino, Arzacchen Academy, Bosa e San Giorgio portano a casa l'importo e i soldi, praticamente l'ammontare delle 6 società. Complimenti a loro davvero, ma ripeto, lavoriamo sui giovani. Stimolato dal consiglio direttivo, che nell'ultima riunione di consiglio appunto ha fatto una proposta, faremo probabilmente un'apertura non come Lega Dilettanti ma come Comitato Regionale Sardegna anche per la prima categoria. Abbiamo l'obbligo di un giovane 2007 e veramente speriamo di poter in qualche modo contribuire mettendo a disposizione un montepremi di denaro, lo comunicheremo chiaramente prima del campionato, per far che cosa? Veramente per dar fiducia ai nostri giovani. Grazie Gianni. Grazie, che servono, pensiamo che stiamo vivendo dei mondiali senza la nostra nazionale, quindi valorizziamoli questi giovani, mi raccomando. Adesso passiamo alla Coppa Italia di calcio a 11, vediamo insieme col momento delle coppe. Ci siamo? Allora, la vincente della Coppa Italia Eccellenza è l'Iglesias. Allora la chiamiamo qui e chiamiamo anche Ilio Bogazzi, presidente dell'AIC Sardegna. Allora, io non lo so se l'Iglesias ha portato la coppa o meno. Noi comunque chiamiamo qui un rappresentante dell'Iglesias e chiamiamo anche Ilio Bogazzi per, eccolo qua, per poter premiare. Non so se ci sia, c'è la coppa perché molti ragazzi l'hanno, cioè, le squadre l'hanno ricevuta sul campo. Noi mettiamo una foto qui della coppa, però allora perché non ce l'hanno qui? Perché l'hanno ricevuta naturalmente vincendo sul campo. E allora facciamo una foto insieme, facciamo così. Grazie. Facciamo così. Grazie, andiamo avanti perché c'è la vincente della Coppa Italia di promozione. Vediamo con la grafica se c'è. Polisportiva Bonorva 1960. Il nostro Ilio se n'è andato ma doveva restare qui con noi. Eccoli qua. Ilio Bogazzi è richiamato sul palco. Ilio, devi premiare. Allora, dicevamo la vincente della Coppa Italia promozione Bonorva, di nuovo eccoli qui con noi. Hanno fatto incetta di premi oggi, Complimenti ragazzi, ecco loro ce l'hanno qui. E facciamo un passo avanti, sempre sopra la X. Non vi mangia. Grazie, complimenti ancora. Adesso è arrivato il momento di premiare la femminile. Chiamiamo di nuovo Federica Arca con noi per la consegna della vincente eccellenza femminile è l'SD Gioventù Assemini Calcio. Eccole ragazze. Eccole. Bel video, mi raccomando usate gli hashtag del Comitato Regionale Sardegna quando postate questo video. Ecco le ragazze, le accogliamo con un grande applauso, ci facciamo sentire così, se lo meritano. Avanti. Brave, sulla X. Federica, girati.
L'ho detto anch'io. E qua ci sono tanti obiettivi, Bella, bella, bella questa foto. Complimenti ragazze, bravissime, bravissime. E grazie ancora. Accomodatevi pure. Allora andiamo sempre nel calcio a 5, la vincente della Serie C1 è la Fanny Futsal di Sassari. Luca Fadda ritorna con noi a premiare. Torna Luca Fadda, invitiamo anche la vincente della Serie C2 e la Sarfut 21 che dovrebbe essere in sala, eccoli qui. Fanny Futsal arrivati. Premia sempre Luca Fadda, il boss del calcio a 5. Questa è la Fanny Futsal. Grazie ragazzi. Grazie, adesso la Sarfut 21, eccoli qui, siete arrivati con la coppa, vi ho visto, l'avete portata da casa per risparmiare. Giustamente, hai visto? Sì. Si prepari la vincente della Serie C femminile, il quarto di calcio a 5. Intanto la Sarfut fa le foto. Oh, bravi, grazie anche a voi. Grazie. Ecco il quarto che ha già vinto prima un'altra cosa. E il quarto calcio a 5. Li celebriamo alla grande. Benvenute e complimenti. La vincente della Serie D. Non c'è, l'Epi Football ASRL. Fitness Center, Happy Fitness Center. E li salutiamo. Grazie alle Luca. ragazze. A te Vale. Allora, è arrivato il momento del Futsal Women Cup calcio a 5. Chiamo qui ancora Luca Fadda. Dovevi restare qui con noi. È obbligato a sedersi e poi rientrare. Sì, esatto. Vabbè, un po' di sport ci sta. Vincente Under 25 e Under 15 SSD Mediterranea Cagliari. Le chiamiamo qua sul palco. Arrivano i dirigenti, noi volevamo anche le ragazze, giustamente, però vanno bene anche i dirigenti, va bene tutto così. Allora, andiamo sulla X, un bel sorriso mi raccomando. Grazie. Ed eccoci qua, allora, grazie ancora. Intanto invito Daniele Corsi, il rappresentante. Daniele Corsi, ecco, prego, accomodati qui per i premi Unione Sarda. Io non posso premiare perché sto presentando, sì, quindi esatto. Sarà Daniele Corsi però, a premiare. Enrico, dici qualcosa di questi premi. Sì, è un premio che il giornale, l'Unione Sarda, il gruppo, l'Unione Editoriale sponsorizza e patrocina con grande piacere. Ogni anno vengono fuori i migliori giocatori grazie alle segnalazioni di tutti gli allenatori che ringraziamo per la grande collaborazione a fine partita, perché qualcuno che ha perso comunque vota lo stesso. Allora il miglior giocatore del campionato di eccellenza di questa stagione è Matteo Vinci della Ferrini Cagliari, 25 punti. Eccolo qua. 25 punti, cosa significa Enrico? Dimmi, spiegami un attimo. Ogni allenatore a fine partita dà il suo migliore, i suoi 3 migliori e insomma Matteo Vinci ha conquistato il favore di tutti gli allenatori del campionato. Wow, ecco cosa significa questo premio per te, complimenti Matteo Vinci. Campionato eccellenza. Quanti gol ha segnato? Matteo, quanti gol hai segnato? Hai segnato 30 gol. Bravo. Allora il miglior goleador del campionato di eccellenza non c'è, ma è Tapparello dell'Ossese. Qualcuno ritira dell'Ossese? Sì, un rappresentante dell'Ossese ce l'abbiamo, arriva, perché il miglior goleador del campionato di eccellenza è Tapparello, il bomber. Dante Blas Tapparello. Hai capito? E quanti gol ha segnato? 16. Se è un bomber non lo so. Ok, grazie. Allora andiamo in promozione. Il miglior giocatore del girone A è Andrea Girseni, Freccia Parte Montis, 28 punti. Un plebiscito. Ma veramente? Per Girseni, fuori classe, prossimo alla Serie A. Se ne parla già. Ruolo?
Centrocampista, gol, assist, tanti, vabbè, questo è il tuo premio. E andiamo a premiare il bomber del campionato di promozione, girone A, Andrea Sanna della Terralba, Francesco Bellu, eccolo qui in smoking, complimenti, 32 reti, wow, 32 reti, su di lui c'è l'Inter, c'è la Juve, insomma stanno cercando. Hai capito? Sì, ci sono i primi sondaggi. Complimenti, non è mai tardi. Andiamo avanti. Miglior giocatore del girone B non c'è, Bruno Marcello Gavim della Macomerese. C'è qualcuno che ritiene il premio per lui? Da Macomer, eccolo qua. Non è lei probabilmente, ma un tempo è stato un bel bomber, mi dicono. E tu cosa ne sai, Enrico? No, me l'hanno detto. Lui in campo invece. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto e complimenti per il suo giocatore, ha ottenuto 23 punti. Bravo, complimenti. Chiudiamo col bomber del girone B, speriamo ci sia Diego Barbosa, 33 eccolo, gol. arriva. Eccolo qua Diego, 33 reti, straordinario protagonista del girone B della promozione. Sono i premi l'Unione Sarda, grazie ancora a te Valentina, grazie Daniele. Allora, perché è arrivato un momento molto speciale, caro Enrico, quello delle benemerenze, perché come sai questo è un momento emozionante, ci mettiamo noi anche emozionale, sì, in attesa che arrivi, ci sono delle motivazioni, no? Per cui, capito, poi si arriva piano piano. Ci vorrebbe una musica. Esatto, qualcuno si sentirà toccato in questo momento, dirà chissà. Magari tocca a me. Esattamente. Cominciamo. Allora, siamo pronti, abbiamo la prima busta, cerchiamo in qualche modo di aprirla. Io apro le buste e tu parli, questo. Okay? Esattamente. Tu parli e io apro le buste. Riesco anche ad aprirle, vedrai? Esattamente. Allora, ci siamo? Per oltre 40 anni ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per la giustizia sportiva del calcio sardo, mettendo la propria competenza giuridica, il rigore morale e il profondo senso delle istituzioni al servizio del comitato regionale NDFGC. Nel corso della sua lunga e prestigiosa attività ha ricoperto con autorevolezza gli incarichi di componente della Corte Sportiva di Appello Territoriale e successivamente di giudice sportivo, interpretando ogni funzione con assoluta imparzialità, equilibrio e rispetto dei principi di legalità e correttezza che costituiscono il fondamento dello sport. Ci siamo? Con sentimento di profonda stima e sincera riconoscenza, il Comitato Regionale Sardegna è lieto di assegnare la Benemerenza Sportiva Regionale 2026 al dottor Franco Frenda. Eccolo che arriva, chissà se lo aspettava. Eccoci qua. Benvenuto, prego, al centro del palco, consegniamo questo omaggio, questa pergamena a Franco Frenda per tutto il suo impegno e per essere stato sempre accanto al comitato regionale. Un passo in avanti, così. Complimenti ancora e grazie. Allora andiamo avanti. Gianni, seconda benemerenza, prima calciatore e poi dirigente, ha sempre vissuto il nostro sport con autentica passione, interpretandola come una straordinaria scuola di valori, di rispetto e di crescita umana, con discrezione, umiltà e grande generosità. Ha dedicato tempo, energie e competenze senza mai cercare riconoscimenti, ma con il solo obiettivo di essere utile al movimento calcistico regionale. Da circa 30 anni svolge con incommiabile dedizione l'incarico di fiduciario medico sportivo del Comitato Regionale Sardegna.
mettendo la sua elevata professionalità al servizio delle società, dei dirigenti, dei tecnici e di migliaia di giovani atleti. Il Comitato Regionale Sardegna è lieto di assegnare la benemerenza sportiva regionale 2026 al dottor Giorgio De Muro. Eccolo qua. Giorgio De Muro. Complimenti, ecco, anche per Giorgio De Muro un bel riconoscimento da parte del Comitato regionale, da parte del Presidente Cadoni. Allora il centro della X, sopra la X, un passo in avanti per favore, grazie, un passo così. Mi sento un vigile in questo momento. Complimenti. Sei la conduttrice. Grazie. Sei la conduttrice. È un po' vigili siamo. Grazie ancora e complimenti. Grazie. Allora, andiamo avanti, la terza benemerenza. Da oltre mezzo secolo rappresenta un autentico punto di riferimento per la comunità sportiva regionale, avendo dedicato la propria vita alla crescita della sua società e alla diffusione dei più genuini valori dello sport. Con passione inesauribile, spirito di servizio e straordinaria lungimiranza ha guidato generazioni di giovani atleti, educandoli al rispetto, al sacrificio, alla lealtà e al senso di appartenenza. Ancora oggi continua con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione a mettere la propria esperienza al servizio della società Uragano Pirri e dall'intero movimento calcistico regionale, dimostrando un attaccamento ai colori sociali e valori federali che costituisce un esempio raro e prezioso. Come riconoscimento di una carriera straordinaria e di un impegno che continua ancora oggi a rappresentare un patrimonio per tutto il calcio sardo, il Comitato Regionale Sardegna è lieto di assegnare la benemerenza 2026 a Costanzo Chessa. Ma che era già partito da Aveva prima. capito tutto. È partito mezz'ora fa. Stava leggendo, ascoltando la sua Pazzesco. vita. Complimenti. Facciamo, ecco. Allora, prima di fare la foto, è chiaro che qui stiamo valorizzando non più i giovani, ma un po' i meno giovani, ma veramente figure che hanno dato tantissimo al calcio sardo. Per cui mi riferisco al dottor Frenda, veramente sono commosso, mi riferisco a Giorgio De Muro, che è stato meraviglioso e chi l'ha conosciuto e chi ha avuto modo di conoscerlo sa di cosa parlo. E qui c'è un giovanotto che fa i campionati da non so quanti anni, io forse non ero, no, forse ero già nato, ma quasi, ero piccolino ancora. Quanti? 1959. Mentre c'è il premio per Chessa, vuole salutare Chessa. Prego. Sì, un ringraziamento a tutti quanti e mi auguro di poter continuare ancora. Ci vediamo l'anno prossimo, grazie. Ogni anno deve averla perché è partito prima. Allora, quarta e ultima benemerenza rappresenta un esempio autentico di passione, dedizione e straordinario spirito di servizio. Speriamo che riparta anche l'aria condizionata. La sua instancabile opera ha consentito a intere generazioni di giovani di avvicinarsi al calcio in un ambiente sano, fondato sui valori del rispetto, della lealtà, dell'amicizia e dell'impegno. Tu qua dai sempre pochi indizi, poi entriamo nel dettaglio. Intanto sì, camminano e si avvicinano. Esatto, qualcuno già si muove. Esatto. Molti atleti cresciuti sotto la sua guida hanno saputo intraprendere brillanti carriere nel calcio professionistico, portando con sé gli insegnamenti e i valori ricevuti. È stato tra i fondatori della gloriosa Johannes, questo è un altro dettaglio, e ancora oggi, a distanza di 60 anni, è normalità incontrarlo sempre all'interno di un campo di calcio. Il Comitato regionale è lieto di assegnare la benemerenza sportiva 2026 ad Angelo Loi. Eccolo qui. Stava arrivando Enrico. Lo sapeva, che anche bel lui si è sorriso, alzato prima. guarda che bel sorriso. Il sorriso di Angelo Loi. Complimenti. Complimenti Angelo Loi. Da quanti anni segue il calcio? Da quanti anni è nel calcio? Io ho allenato i vigili urbani nel 1966. Perfetto, perfetto. Complimenti. Wow, complimenti.
Allora, un passo in avanti per la foto, se no, ecco, non vediamo Foto bene il vostro... Ancora più avanti. Angelo Loi, così. benemerenza sportiva regionale 2026. Complimenti. Adesso parti. Stanno chiacchierando tra di loro. Ma giocavano i vigili urbani, Gianni? Andiamo ad ascoltare cosa dicono. Non credo, vero? È stato vigile urbano. Ma anche Grazie. Virdis giocava nei vigili urbani in quel periodo. Grazie Paolo Gianni Virdis. anche. Allora, adesso chiamiamo qui Giampiero Pinna perché dobbiamo premiare campionato di prima categoria, girone A. Vediamo insieme, intanto, dalla grafica, eccoli qua. Allora, abbiamo l'Accademia Sulcitana, vai prego, l'Accademia Sulcitana, la vincente del campionato, e la vincente della disciplina Gialeto 1909. Okay. Ciao anche a Giampiero che è qui con noi. Ecco qui la consegna del premio all'Accademia Sulcitana che ha vinto il campionato di prima categoria. Un applauso, una foto, un passo in avanti. Davanti, qui. Faccio la cronaca di questo momento. Eccoci qua, complimenti. E adesso Giampi resta con noi perché dobbiamo premiare la vincente della disciplina, la SD Gialeto 1909. Eccoli, prego. Sapete dove dovete andare? Ecco, proprio lì, bravi. Bravi. Nella X rossa, avanti, un passo avanti. Un passo avanti, così. Mette paura quella X. Grazie anche a Giampiero, grazie alle due squadre. E allora, siamo al girone B, chiamiamo Fabrizio Delia con noi di nuovo, possiamo fare un po' di sport oggi in più. Girone B, Atletico Masainas, vincente del campionato, arriva qui in gran carriera, eccoci qua. Un bel applauso anche per loro, ogni tanto facciamoci sentire, mi raccomando, bravo. E chiamiamo SD Don Bosco Fortitudo, vincente disciplina. Arrivano i ragazzi. Eccoli. Resta qui I Fabrizio. ragazzi. No, ragazzi, siete i ragazzi. ragazzoni. Ex ragazzi. Ma insomma, ecco qui, bravi, così vi vogliamo. Grazie. E dal girone B passiamo al girone C, chiamiamo Andrea Contini di nuovo qui con noi per premiare, c'è la grafica, la vediamo insieme. Girone C, Macomer Calcio, vincente del campionato, e Bottida Calcio, Bottida, scusate. Bottida. Perché io qui ho due di Bottida. Si è levato un coro di protesta. Scusate. Beh, lei è vincente della disciplina, ok. Il Villa Simius. Ma Comer c'è? Eccoli qua, sono qui con noi, li abbiamo chiamati, ci hanno sentito e sono arrivati. Eccoli, diamo la coppa. C'è Andrea Contini in persona che premia. X In persona Andrea, mi richiamano qui. Abbiamo preso l'originale. State attenti, Grazie. Allora il bacio. Non c'è. Anche a me. Ok, e allora grazie anche ad Andrea, al nostro Andrea. Andiamo avanti col girone D. Vediamo insieme, eccole qua, la vincente del campionato. Il grande Monte Alma. Monte Alma. La vincente della disciplina San Paolo Sassari, premia Mattia Surru, consigliere del comitato regionale. Eccolo. Loro sono già posizionati, vedi? Hai visto? Sono arrivati imparati. Sapevano dove essere andare. Sì. Ecco e qua. Anche Coppa Disciplina, San Paolo. Arrivano. Ciao, benvenuti. Ciao. Per la Coppa Disciplina. Eccoci qua, sorriso per la stampa, per gli obiettivi, grazie. Allora è arrivato il momento del campionato di calcio a 5 serie C2. Vediamo insieme, chiamo Sandro Camba, segretario
del comitato regionale delegazione calcio A5. La vincente del campionato è la Sarfut 21. Ecco, di nuovo. Di nuovo, hai visto? Dovranno fare 2 viaggi adesso con le coppe che avete vinto. Si prepara anche la vincente della disciplina Babylon FC. Eccoci qua. Allora, ecco, hai visto? Adesso vanno tutti direttamente sulla X. Benissimo, grazie ragazzi, complimenti. Allora, aspettiamo Babylon, la vincente della disciplina. Ecco Babylon, stanno arrivando. Ciao Sandro. Arriva. Eccoci. Ecco la targa disciplina anche per Babylon. Venite per favore qua. Sulla Grazie. X, ragazzi, sulla X. Al centro, così. E ci siamo. Allora. Complimenti. Passiamo agli arbitri finalmente. Campionato regionale di calcio a 11. Intanto invito Antonello Masu ed Efisio Deiana, che ho visto prima. Dove sei Efisio? Eccoti qua. Il premio intitolato a Claudio Deiana. Efisio, benvenuto sul palco. Piacevole tradizione rivederti. Allora, calcio 11, miglior arbitro della stagione è Gabriele Sari, sezione di Alghero. Eccolo qua. Un premio che è alla memoria di Claudio Deiana. Ricordiamo insomma che purtroppo ci ha lasciato giovanissimo, come lui anche Luca Bomboi, un altro ragazzo che purtroppo non c'è più, e noi vogliamo ricordarli proprio attraverso questo premio. Grazie dell'applauso, sempre sentito. Allora insomma l'augurio che si può fare a Gabriele, visto che qua su questo palco abbiamo visto negli anni scorsi arbitri che hanno calcato con grande merito la Serie A, speriamo che questa tradizione si rinnovi. L'arbitro di calcio a 5, il top della stagione, è stato Andrea Secchi, sezione di Oristano. Lo chiamiamo qua, Andrea Secchi. Eccolo qua. No. Falso allarme. Non c'è. Allora andiamo avanti. Il miglior assistente di calcio a 11 è Samuel Fronteddu, sezione di Nuoro. Eccolo qua. Resta pure sul palco Antonello Masu. Ecco qua, intanto diamo la targa ai ragazzi, dovevano restare con noi Antonello Masu ed Efisio Deiana per continuare a premiare gli arbitri. Adesso siamo alla categoria assistenti di calcio a 11 con Samuel Fronteddu della sezione di Nuoro. Allora, eccoci qua. Miglior osservatore degli arbitri per il calcio a 11, Alessandro Scanu, sezione di Oristano. Eccolo qua. Complimenti Alessandro. Alessandro Scanu, ecco che riceve la targa. Questo è un bel riconoscimento per gli arbitri. Valentina, a te. E allora andiamo avanti ancora. Grazie, complimenti. Con il campionato di seconda categoria, girone A, chiamo Mattias Urru intanto per la premiazione, per premiare, e vediamo girone A. La vincente del campionato, Next Generation Himalaya. Chiamiamoli qui, dove sono? Dove sono? Arrivano? Next Generation Himalaya, che tra l'altro vince anche il premio disciplina. Mi sa che non ci sono. E allora gli consegneremo, la prendi tu direttamente, la prende Mattias la coppa. Esatto, va bene così, ci sta. E allora andiamo avanti e chiamiamo Antonio Begliutti, consigliere del Comitato Regionale Sardegna, per premiare la vincente del girone B. La vincente del girone B è SD Calcio Capoterra, vincente del campionato. E poi la vincente della disciplina chiamiamo Atletico Calcio Cortoghiana. Eccoli qua. Premio disciplina per l'Atletico Calcio Cortoghiana, prego di là. Siamo con Antonio Begliutti sulla X, ragazzi, perché se no non vediamo il vostro volto. Ok, grazie e complimenti ancora. Grazie. Avanti, c'è il girone C
Chiamiamo Francesco Mereu per la consegna dei premi. Andiamo, vediamo qui in grafica. San Basilio ha vinto il campionato. C'è qualcuno del San Basilio? Vediamo, sì, arriva un ragazzo, eccolo. Lo vediamo arrivare. Si prepari Monreale Calcio, vincente della disciplina. San Basilio. Sempre lì, bravi. Così, perfetto, perfetto. Grazie, allora chiamiamo Monreale, sta arrivando. Eccoli qua i ragazzi del Monreale per la targa disciplina. Prego, prego, accomodatevi pure, benvenuti e complimenti. Davanti andate sulla X, così. Ora non ve lo dico più, e se avrete le foto con lo sfondo dello schermo in faccia, poi non vi ho avvisato. Grazie, grazie ancora ai ragazzi. Siamo arrivati al girone di Francesco Mereu, resta con noi, esattamente così. Ti hai visto? Sei seduto, adesso ritorni con noi perché c'è il circolo ricreativo Arborea che ha vinto il campionato da premiare. C'è qualcuno? E allora andiamo avanti con la vincente della disciplina, AC Ales. Arrivano? Arrivano? Ci sono, eccoli qua i ragazzi dell'Ales per ricevere la targa disciplina. Buonasera. Lo immagino. Vale, vuoi il cambio? Sì, esattamente. Allora, proseguiamo col girone E. Chiedo al regista di agevolare la slide del girone E. Grazie ragazzi, intanto. Ha vinto il Bonnannaro 2019, girone E, Bonnannaro 2019, eccolo qui. Ritira consegna il premio a Fabrizio Delia. Eccolo qua. E consegna anche la Coppa Disciplina, si prepari il Narboliese, eccoli qui. Coppa Disciplina, girone E. Prego, ricordatevi la legge della X, i fermi immobili lì. Grazie a Fabrizio Delia. Chiediamo la presenza sul palco di Federica Arca per il girone F. Ha vinto l'Atletico Castelsardo, mentre la disciplina è andata al Florinas. Consegna il premio alla delegata del calcio femminile, Atletico Castelsardo, col bomber? No, dirigente? In porta. La dirigente, ok. Pensavo il bomber, viste le dimensioni. Arriva il Florinas per la Coppa Disciplina. Dove siete? Eccoti qua. Anche tu in smoking, complimenti. Coppa Disciplina. Andiamo col girone G. Eccola qua. Grazie a Federica Arca. Girone G, Andrea Contini. Abbiamo il piacere di ritrovarti sul palco con grande emozione. Che fatica, Andre. Santupredu, siamo vincente del campionato. Dove siete? Sei tu? No. Dove siete? Vabbè, la coppa la terrà Andrea Contini nella sua cameretta. Esatto. E Irgolese, Coppa Disciplina, eccoli qua. Complimenti, complimenti davvero, anche per essere arrivati. Santubredu non sono venuti e il presidente poi se la prenderà con loro. Girone H, si prepari il Tavolara. Eccoli qua, grazie a voi. Tavolara ha vinto il campionato, siete voi, complimenti qui. Consegna il premio Giampiero Pinna. Eccolo qua. Giampiero Pinna ha vinto il Tavolara e la disciplina al Palau, che siete qui. Un po' di silenzio, scusate. È un momento importante per tutte le società, dalla prima all'ultima che premiamo qui.
Grazie. Hai capito Valentina? Grazie. Buona buona e poi... Però ogni tanto, oggi te l'ho detto, sono una vigilessa. A te. Abbiamo il Palau ancora. Eccolo qua, prego. Eccolo qua con Coppa Disciplina, complimenti. la targa per loro. X rossa. Allora, una bella foto, tutti insieme così. Complimenti ancora. Bella. E grazie. Giampi, resta con noi. Stai qua. Perché adesso è arrivato il momento del Dipartimento Calcio Paralimpico e allora devi premiarli tu, mio caro Giampiero, esatto, perché insomma qua ci sono stati anche importanti avvenimenti che poi adesso raccontiamo. Intanto partiamo dalla vincente del torneo, secondo livello. Ci sono i ragazzi, vediamo la grafica. ASD Tutta Vista Galtellì, dove sono i ragazzi? Ecco, c'è anche una piccola rappresentanza loro. Ciao, complimenti, accomodatevi. Eccoli qui, ragazzi, gli diamo la coppa, avanti, la medaglia. Avanti, non vale parlare. Eccoli qua. Ah, tutti qua sono. Adesso dobbiamo consegnare, Giampiero, la medaglia a tutti i ragazzi. A loro perlomeno, sì. Allora, è stato bellissimo. È stato bellissimo poi vedere tutti i ragazzi giocare in questo torneo così bello, così importante, così emozionante. Giampiero, adesso ci dirai anche due parole non appena consegni. Esatto, terzi in Italia. Giampiero, vieni qui, dobbiamo dire due parole. Allora, dici tu qualcosa, perché qui sono stati raggiunti traguardi importanti, vero? Buonasera a tutti, traguardi importantissimi. Credetemi, ogni partita era per me un grande orgoglio, un grande onore vedere questi ragazzi combattere ad armi pari con club, con team molto forti. Parliamo di club che si chiamano Juventus, si chiamano Inter, eppure nonostante fossimo di Galtellì, perché in quel momento eravamo tutti di Galtellì, hanno dovuto sudare veramente 7 camicie e io sono molto orgoglioso di quello che fate. Grazie. Complimenti davvero, siamo davvero orgogliosi di voi ragazzi. Allora fate una bella foto. E grazie, accomodatevi pure. Giampiero, ciao ragazzi, ciao. Ciao. Allora, è arrivato il momento, vuoi dire insieme a me, la vincente terzo livello, anche qui si tratta di podio, li vuoi chiamare tu? Macomerese. Bravissimi. Macomerese. Noi ci vediamo ogni anno a Sarrudia ormai, vero? Buonasera, benvenuti e ancora complimenti. Ciao. Anche qui Giampiero, dove sono arrivati i ragazzi? Terzi e maledetti rigori, perché abbiamo perso a un centimetro dalla finalissima. E vabbè, ci riproveremo. Ci sta. Le medaglie. Però è un ottimo e la foto. traguardo. Allora. Sì, mettiamo le medaglie ai ragazzi che meritano questo grande applauso, davvero. La foto tutti qua davanti. La foto con Giampiero Pinna. Allora un passo in avanti, sapete no? Sulla X, così. Bene. Allora, adesso è il momento del calcio a 11 giovanile, under 19. Ha vinto il campionato la Academy calcio a 11 giovanile, l'Academy di Porto Rotondo. E non c'è, allora noi andiamo avanti con l'Under 18. Vediamo insieme, chiamo Mattias Urru per la premiazione dell'Under 18, la Nuorese Calcio. Ecco Nuorese. Insieme
alla vincente disciplina si prepari il Monastir 1983. Intanto l'Anuarese, c'è qualcuno all'Anuarese? No, forse no. No? Allora, andiamo avanti con la consegna della targa disciplina al Monastir. Ci sono? Eccoci qua, ci siamo già visti. Presidente. Esatto. Il grande Monastir. Il Monastir, che ha fatto davvero un grandissimo percorso. Si meritano questo grande applauso. Ti posso chiedere che bilancio fai di questa stagione della prima squadra? Fantastica, una stagione eccezionale, inimmaginabile. È bellissima. Ma qual è il segreto? Il segreto è stato, guarda, lo staff e il gruppo. I ragazzi sono stati un gruppo eccezionale. È vero, no? Noi abbiamo conferma, Enrico, di questo gruppo. È una gioia inimmaginabile. Obiettivi adesso ci dobbiamo riorganizzare, strutturare la società, perché chiaramente i pezzi pregiati li teniamo? La maggior parte sì. Ah, ok. Tutti quanti. Benissimo, complimenti. Grazie. Davvero, Grazie Presidente. Meritate questo grande riconoscimento, questo momento anche celebrativo. È arrivato il momento di premiare gli allievi regionali Under 17. Allora, chiamo Fabrizio Delia per le premiazioni e vediamo. Under 17, qui c'è un grande risultato da celebrare. Perché hanno sfiorato la finalissima nazionale. Eccoli lì, la Ferrini. Uscite alle semifinali. Ferrini Cagliari. Bravissimi. Hai visto Enrico quanti importanti traguardi nel calcio sardo? Tutto merito di Gianni Cadoni. A partire dai giovani per arrivare fino... È un premio per un giocatore, ma che vale penso per tutto un gruppo straordinario. Abbiamo seguito con grande attenzione le vostre gesta anche sui social. E c'è anche la vittoria del premio disciplina. Prima però vogliamo far dire due parole, no? Su questo percorso importante, l'emozione che avete provato e anche qui cosa c'è dietro questo traguardo. Beh, sicuramente c'è un gran lavoro da parte dei ragazzi e dello staff tecnico. Abbiamo assaporato la possibilità di arrivare fino alla finalissima nazionale e come sempre nel calcio c'è chi vince e c'è chi perde, ci siamo fermati un gradino sotto, però grande merito veramente a tutto lo staff tecnico che ha lavorato, ma soprattutto ai ragazzi che veramente sono cresciuti tantissimo. Bravo. Grande traguardo, davvero, complimenti. Allora, immortaliamo questo momento, sempre vicini. Così? La Ferrini che vince anche la Coppa Disciplina. Esattamente, quindi l'abbiamo anche consegnata. Abbiamo Benissimo. consegnato tutto, andiamo avanti col girone B. Fabrizio resta con noi, dove vuoi scappare? Esatto, resta con noi perché andiamo a premiare l'Alghero, ancora vincente disciplina girone B, se c'è. Eccoli qua. Allora, bella foto con la targa disciplina. Ci siamo e grazie, perfetto. Girone C, Gigi Riva, nome molto importante. Gigi Riva, targa disciplina, complimenti. Under 17, allievi regionali. Ok, foto fatta, grazie. Andiamo avanti con il girone D. La Dorgalese ASD, ancora premio disciplina. C'è qualcuno? No, mi sa di no. Lo tiene Andrea Contini? No. Un altro premio nella Camera di Andrea Contini. Grazie, sì. Grazie ancora. Allora, voliamo giovanissimi regionali Under 15. Ha vinto anche in questo caso l'Alghero. ASD Alghero, che torna sul palco. Lorenzo Cagli per premiare. Ecco Lorenzo. Alghero, premio disciplina, si prepari il Pirri.
ASD Pirri che ha vinto la Coppa Disciplina. Dove siete? Eccolo qua. Grazie, grazie, complimenti. Stai fermo qui. Coppa Disciplina al Pirri, girone A. Giovanissime under 15. Allora andiamo al girone B. Ha vinto la Coppa Disciplina il Don Bosco di Nulvi, eccolo qua, il dirigente del Nulvi. Per il girone C, come da grafica, arriva sul palco ancora una volta l'Iglesias, che anche lei torna col cofano strapieno di premi, complimenti. Iglesias calcio. Girone D, l'Atletico Nuoro, che non mi pare sia presente. Eccoli qua, eccole qua. E complimenti. Finalmente due donne, sempre uomini. A te Vale. Ci sta. Allora, grazie ai ragazzi, andiamo avanti col campionato di terza categoria. Chiamo Roberto Pistis, delegato di Cagliari del comitato regionale, per premiare. E allora, campionato terza categoria girone A, la vincente Belvedere Villa Salto FC, prego, stai qui con noi. E adesso arriva la coppa da consegnare al Belvedere Villa Salto. Ci sono i ragazzi, eccoci, benvenuti e complimenti. E si prepari il settimo. Grazie. Vincente disciplina, settimo 1967. C'è qualcuno? Sì. Settimo. Eccoci. Accomodatevi, prego. Ecco i ragazzi. Striscia rossa. Allora, un bel sorrisone vogliamo vedere qui nelle vostre foto. E grazie anche a Roberto Pistis. Chiamiamo Renato Serra e Salvatore Anedda. Renato Serra, delegato di Carbonia, per un passaggio di consegna, tra l'altro, perché qui proprio da Renato Serra Salvatore Anedda, ecco qua. Dove sei? Girone B, vincente, decimo anno calcio, li chiamiamo qua i rappresentanti del decimo Eccoli. anno, ci sono, arrivano. Con la divisa sociale, peraltro. Buttalo via. Esattamente. Pronti per consegnare Prego. la coppa? Prego, ciao. Ecco qui, alle mani di Renato, di Salvatore. Decimo Mannu. Grazie. E allora grazie anche a Salvatore che resta, perché è arrivato anche il momento di premiare il girone C con Carlo Forte. Vediamo il girone C anche in grafica. Carlo Forte che ha vinto il campionato e anche la targa disciplina. Io ho un amore particolare per Carlo Forte, dovete sapere. Che è anche ricambiato. Benvenuti. Sì, è Eccoli vero, qua. è vero. Ho detto bene, una seconda casa, Carlo Forte. Complimenti ai ragazzi. Ma parlate in tabarchino, così per capire. Tu dovresti parlare di tabarchino, No, io perché sei ormai di casa. È complicato. Complimenti ai ragazzi del Carlo Forte. E grazie anche a Salvatore Anedda. Chiamiamo Manolo Costella per il girone D. Allora no, lo voglio chiamare ancora, Salvatore Anedda, dove sei andato? Che Comereu, insieme a Che Comereu, dai, venite tutti e due insieme. Allora, il momento del girone C, no scusatemi, girone D, ci siamo? E allora il Pavillonis, la vincente del campionato. Con la maglia del Pavillonis, prego. Ciao, benvenuto. Eccoci Pavillonis, qua. campione. E perché adesso ci prepariamo, complimenti, un passo leggermente più avanti, ok. Potrebbero anche perdere la coppa per certe cose, sì. Allora, girone E.
No, c'è la disciplina ancora. C'è la disciplina ancora? Stiamo parlando... Assente. Non c'è. Assente. La Villa Urbana, ok, Villa Urbana allora, non c'è. Grazie. girone E, la Frassati ha vinto campionato e disciplina assente. Ci siete? Frassati? Eccoli qua. Peppino Pinna, consegnare il premio. Pinna. Frassati fa incetta di trofei. Doppietta per la Frassati. Peppino Pinna che resta sul palco. Fotografia, mettetevi bene, eccola qua. Coppa e disciplina. Belli. E allora, grazie. Peppino Pinna rimane e chiamiamo sul palco, diamo a Sennori col Santa Lucia 1996, non ci sono, hanno vinto il campionato, e il Fertilia ha vinto la Coppa Disciplina. Fertilia non ci sono. E allora girone G. Peppino Pinna riceve e tiene i premi. Grazie allora, Peppino, grazie. È il momento di Giampiero Pinna sul palco. Dove sei? Giampiero, eccoti. Il girone G è vinto dal Sant'Antioco Calcio. Sant'Antonio Calcio, ma che è Sant'Antioco? Sant'Antonio. A quest'ora. Sant'Antonio Calcio, eccoli. Arriva. E di qua. E consegniamo la coppa. Siete in due? No. No, è di qua Enrico. Ah, eccolo. E poi c'è il Santu Diadoru, vincitore della Coppa Disciplina. Che siete voi? Aspetta. Grazie. Coppa Disciplina, eccoli qua. Prego, Santu Diadoru, vincente disciplina. Il mister? Certo, Mister Corsi. E perché resta seduto là il mister? Perché è umile. Eccolo qua il mister, vincente. Allora una bella foto sulla X ragazzi, se no non vi rimane questa foto. Andate avanti. Eccola qua la foto tanto attesa. Andiamo al girone H, Orunese Calcio, vincente del campionato. Eccoli qua. L'Orunese ha vinto il girone H. Eccoli qua, da Orune, col social media manager che fa i video. Foto qui. La Coppa Disciplina è della Nikkeion 1962. Siete voi? Nikkeion, accomodatevi. Valentina, a te. E allora, ecco qui la targa disciplina. Giratevi e fate una bella foto tutti insieme. E ci siete? Un bel sorriso. E grazie. Grazie Nikkeion. Allora andiamo avanti col campionato Serie D Calcio A5. Chiamo qui Luca Fadda, delegato del Calcio A5, insieme ad Alessandro Camba, segretario del Calcio A5, insieme per premiare. E allora iniziamo con il campionato Calcio A5 Serie D Girone A. Città di Sesto Calcio A5 che ha vinto il campionato. Ci siamo? Non c'è. E allora Atletico Capoterra 2025 per la targa disciplina. Ci siamo? Ci sono? Eccoci qui. Arrivano. E allora consegniamo la targa disciplina. Grazie. Passiamo al girone B con il Futsal Orfeo Cabras che ha vinto campionato. Se non c'è andiamo avanti con Arrubia che ha vinto la targa disciplina. Arrivano i ragazzi. Eccoli qua che arrivano. Targa disciplina, Arrubia. Andrea, Mario, Antonella e basta. La foto, giratevi, andate avanti. Oh, così, ok. Silenzio, grazie. Allora, voglio sentire un applauso. Oh, e grazie. Arriviamo
al girone C con Tagam Futsal che ha vinto il campionato girone C e arriva la coppa per loro. Ecco, così mi piacete di più. Silenzio, dai, mi raccomando. Siamo tutti adulti. Giampiero Pinna con noi qui per premiare. Grazie. Andiamo avanti con la vincente della disciplina, Juventude Luras Sant'Antonio. Eccoci, eccolo Giampiero di nuovo qua con noi perché qui c'è il Luras da premiare con questa bella targa disciplina. Bravissimi con la maglia. Allora Giampiero, so che ci devi dire tanto di questa squadra. Sì, mi faccio portavoce di ciò che mi ha detto il Presidente. Probabilmente, o anzi tolgo il probabilmente, è proprio così. La loro è una squadra dove si pratica tanta inclusione, non c'è differenza per chi gioca. Mi fermo, che non voglio etichettare nessuno, ok? Grazie. È bella, inclusiva, grazie ragazzi e complimenti. Allora, grazie. Ultimi premi, non c'è l'Alghero che ha vinto il campionato di calcio a 5 under 19, ma premiamo comunque le vincenti della disciplina. Girone A, Fanni Futsal Sassari e Villasor ex equo. Fanni Futsal dovrebbero essere qui, eccoli qua, e il Villasor, sempre sul palco Luca Fadda. Ecco Fanni Futsal. Fanni Futsal, vincitore della disciplina girone A. 5 anni, com'è la storia? Scusatemi, in 5 anni mai una munizione, mai un giallo. Mai wow. un giallo. Si prepara il girone B, Cus Cagliari. Grazie ragazzi. Dove siete? Cus? Assente? E allora, sai cosa facciamo adesso per chiudere in bellezza? Caro Enrico, chiamiamo qui Gianni, tutto lo staff del Comitato Regionale Sardegna, Gianni, tutti i delegati, Mario, tutti Antonella. I rappresentanti del Comitato, sì, Antonella, tutti, venite, Luca Fadda, venite, Checco Mereo, ragazzi, vi devo chiamare uno a uno, venite tutti sul palco. Ecco qua, perché questo momento è un momento celebrativo per il Comitato Regionale Sardegna, per i grandi risultati che sono stati raggiunti in questa stagione sportiva, a partire dai più giovani per arrivare fino ai più grandi. Abbiamo avuto l'esempio prima, ad esempio, dal punto il Monastir e non solo. Allora Vale, diamo appuntamento a tutti. Intanto grazie per essere stati con noi, appuntamento all'anno prossimo. Grazie a Gianni Cadoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.